bentornati nel mio canale. In questo video torniamo a parlare di nuovo di cammini italiani. Stavolta ci spostiamo in centro Italia su un cammino che attraversa ben 4 regioni italiane e, come avrete già visto probabilmente dal titolo, parte da una costa dell'Italia e arriva dall'altra parte. Si tratta infatti del cammino Italia Coast to Coast, quindi non perdiamo il tempo e andiamo subito a vedere la storia di questo cammino. L'Italia Coast to Coast, e spero di non dire mai il Calabria Coast to Coast perché sono abituata a dire quello visto che l'abbiamo percorso quest'anno, è ancora recente nella mia testa, quindi se sbaglio sappiate che invece di Calabria volevo dire Italia. Quindi questo percorso è una specie di Route 66 all'italiana. Si può percorrere sia a piedi che in bicicletta, passa attraverso sentieri, strade sterrate o stradine che sono lontane dal traffico ed è un vero e proprio viaggio alla scoperta del nostro bellissimo paese, dei suoi eremi, delle sue antiche vie e delle sue città sepolte, alla scoperta dei suoi personaggi, tradizioni, popoli scomparsi e luoghi singolari. Quando si percorre questo percorso si parte dal Mar Adriatico e si arriva al Mar Tirreno e si è definiti un coaster, una persona che ha spirito di avventura e che vuole immergersi in un'Italia che è ancora nascosta, lontana dal turismo di massa. Questo per dire che in sostanza il cammino passa per dei luoghi che sono ancora, diciamo, non inesplorati, però che uno normalmente non visiterebbe quando viene in visita in Italia, che, come vi dicevo prima, include anche piccoli borghi e luoghi che richiamano le nostre radici con testimonianze etrusche e romane. Come già detto, questo cammino non è un cammino che si pone obiettivi troppo aulici, non è stato creato per seguire le impronte di qualcuno come potrebbe essere un santo o un personaggio particolare, ma vuole porsi l'obiettivo appunto di far scoprire alle persone, di collegare tutti quei luoghi che non vengono considerati nel turismo, diciamo, e far scoprire alle persone una parte d'Italia che normalmente non verrebbe scoperta. La prima parte del cammino da Portonovo ad Assisi segue la Valle del Potenza lungo l'antica via romana Prolaquensis, che diventa subito dopo via Lauretana e via Francescana. Nella seconda parte del cammino invece, attraversando l'Umbria, si va alla ricerca del cuore verde dell'Italia, immerso in bellissimi sentieri e colline straordinarie. L'ultima parte invece, la parte etrusca, ci si immerge completamente in reperti storici di quella straordinaria civiltà scavate nel tufo dagli Etruschi 7 secoli prima di Cristo. Il percorso è stato ideato da Simone Frignani ed è stato inaugurato nel 2014 in direzione est-ovest come la direzione del moto terrestre. Passiamo adesso alle informazioni tecniche. Si tratta di un percorso che viene fatto in totale in 18 tappe. La versione in bicicletta, come vi dicevo prima, si può fare sia a piedi sia in bicicletta. La versione in bicicletta invece si può fare in 9 tappe, ma non perché sia più corta, anzi la versione in bicicletta è più lunga perché sono 440 km rispetto ai 410 totali della versione a piedi, però la versione in bicicletta ha una guida a parte, quindi se voi se pensate di fare questo cammino in bicicletta potete farlo e avete anche la vostra guida che vi spiega esattamente che strada dovete fare per seguire il percorso dell'Italia Coast to Coast in bicicletta. Parlando di guida in bicicletta, questo cammino ha anche la guida ufficiale per percorrerlo a piedi. Ve la lascio qua sotto in descrizione se volete darci un'occhiata, avete il link diretto alla guida che vi rimanda al sito di Terre di Mezzo. Sono previste anche le credenziali che si chiamano il passaporto del coaster, che oltre a essere un bel ricordo hanno anche la funzione di farti accedere alle varie accoglienze che sono presenti lungo il percorso. Si scarica direttamente dal sito e si stampa a casa e poi si può portare lungo il percorso e riempirla dei timbri delle varie accoglienze. Per quanto riguarda le accoglienze, il sito non ha un elenco specifico con la descrizione di tutte quante le accoglienze che aderiscono a questo progetto, però se si guarda ogni tappa, quindi se si va nella sezione delle tappe e del percorso del sito ufficiale, a fine scheda si può trovare informazioni sulle accoglienze che sono disponibili eventualmente per accogliervi in quella tappa lì. C'è anche un sito, un gruppo Facebook dove potete iscrivervi
e nei file, nell'elenco dei file c'è anche un documento che vi spiega praticamente dove potete alloggiare o comunque piantare la vostra tenda, perché questo è un percorso che si può fare anche in tenda. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Se avete intenzione di fare l'Italia coast to coast, fatemelo sapere sotto nei commenti. Per qualsiasi altra informazione comunque vi lascio il sito ufficiale dove potete trovare tutti i contatti dei gestori e delle associazioni che gestiscono questo percorso. Se avete già fatto questo percorso, fateci sapere com'è andata la vostra avventura e io vi ringrazio intanto per essere rimasti con me fino alla fine del video e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!